Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere e una persona agli arresti domiciliari. Questo è il risultato di un'operazione della Questura di Pordenone che ha portato all'individuazione del responsabile della brutale rapina in villa, nella quale lo scorso febbraio un'anziana fu legata e imbavagliata in casa a Pordenone. Sono stati individuati i responsabili della brutale rapina in villa commessa a Torre di Pordenone la sera dell'8 febbraio scorso, quando alcuni malviventi legarono e imbavagliarono in bagno un'anziana ottantenne, sola in casa, moglie di un imprenditore locale, prima di darsi alla fuga all'arrivo della figlia. Allora riuscirono comunque a rubare alcuni gioielli, lasciando la donna, portata poi in ospedale sotto shock. Dopo 7 mesi di indagine, la Questura di Pordenone ha stretto il cerchio attorno ai malviventi che avevano pianificato con cura la rapina, mettendo nel mirino una cassaforte, custodita all'interno dell'abitazione e studiando le abitudini quotidiane della donna, potendola così sorprendere da sola mentre era in giardino con il cane. Le operazioni, in corso dalle prime ore di questa mattina, sono condotte dalla squadra mobile della Questura di Pordenone in collaborazione con le squadre mobili di Venezia, Rovigo e Treviso. 3 i provvedimenti restrittivi richiesti dalla Procura di Pordenone che coordina le indagini per i reati di rapina pluriaggravata e tentata rapina. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere nei penitenziari di Rovigo e Pordenone hanno riguardato un 78enne originario della Sardegna, residente ad Adria, pluripregiudicato, e un 50enne originario di Tiene, residente a Cordenons, operatore nel settore edile, che hanno organizzato in concorso la rapina. Agli arresti domiciliari è finito invece un 37enne pordenonese, esecutore materiale del colpo. Inoltre sono in corso approfondimenti investigativi, anche attraverso perquisizioni, su altre 4 persone indagate in stato di libertà per gli stessi reati. Ulteriori dettagli saranno resi noti dalla Questura nel corso di una conferenza stampa odierna. Una donna svizzera di 55 anni è dispersa dalla tarda serata di ieri nelle Dolomiti friulane in comune di Barcis. L'allarme è scattato attorno alle 20:30 a causa del mancato rientro dell'escursionista. Sul posto hanno operato per tutta la notte le squadre speleo alpino fluviali dei Vigili del Fuoco, i tecnici del soccorso alpino di Maniago e i carabinieri della locale stazione. Dal Veneto sono giunti anche i droni con i visori notturni e infrarossi dei Vigili del Fuoco che hanno scandagliato senza esito i sentieri principali. Dall'alba si è levato in volo l'elicottero della Protezione Civile regionale. Un operaio di 63 anni è rimasto ferito a seguito di un infortunio sul lavoro accaduto nel pomeriggio di ieri all'interno di un'azienda metalmeccanica di Fagagna. L'uomo, cittadino straniero, residente a Pagnacco, ha riportato una frattura a un piede a seguito della caduta di un elemento metallico. Sul posto, oltre al personale medico, sono intervenuti gli ispettori del lavoro dell'azienda sanitaria. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Udine con l'ambulanza. Sarà una perizia a stabilire se esista o meno un legame tra i 200 bossoli di vario calibro rinvenuti ieri in un cassonetto a Trieste e quelli recuperati sul luogo della sparatoria avvenuta il 4 settembre, sempre nel capoluogo giuliano. Verranno fatte delle comparazioni tra i bossoli rinvenuti ieri in un cassonetto a Trieste e quelli recuperati sul luogo della sparatoria il 4 settembre in via Carducci. Lo ha confermato il capo della Procura di Trieste Antonio De Nicolo, il quale sottolinea l'agenzia ANSA che al momento è prematuro ipotizzare o escludere un collegamento. I bossoli, circa 200 di diverso calibro e quasi tutti già utilizzati, sono stati rinvenuti a seguito di una segnalazione in un cassonetto in largo canal. Il luogo, di grande passaggio, essendo snodo tra il quartiere di San Vito, le rive cittadine e il popoloso rione di San Giacomo, non è troppo lontano da dove abita una delle 2 famiglie di origine kosovara, protagonista della rissa con sparatoria di inizio settembre, quando, in via Carducci, a pochi passi dal Consiglio regionale, poco meno di una trentina di persone si sono affrontate con spranghe e pistole. 6 quelle attualmente detenute tra carcere domiciliare e una decina quella che era dovuta ricorrere a cure mediche. Rispetto alla somministrazione delle terze dosi prevista dal 20 settembre, noi partiamo subito per le categorie individuate a livello nazionale, quindi gli immunodepressi, fragili e superfragili. Ad annunciarlo il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo questa mattina alla trasmissione Radio Anch'io su Rai Radio 1. Siamo pronti, i vaccini ci sono, quindi quel problema che si è presentato qualche mese addietro non c'è più, ha rassicurato
Fedriga. Sull'ipotesi di estendere il Green Pass ai lavoratori pubblici e privati, il Presidente ha detto di essere d'accordo se questa è la scelta presa su un indirizzo scientifico. Fedriga ha poi aggiunto che su questo tema Salvini ha tenuto una posizione di equilibrio nonostante quello che dice la stampa per tenere assieme il Paese, non facendo l'estremista né da una parte né dall'altra. Penso che sia un grave errore adesso trasformare il Paese in un'arena dove c'è una lotta tra bande, ha sottolineato. Dobbiamo accompagnare i cittadini in questo periodo difficile. Fedriga ha detto di essere contrario all'obbligo vaccinale, ma molto favorevole all'informazione corretta sui vaccini, che smentisca le fake news e convinca a partecipare alla campagna vaccinale. Prima visita ufficiale in Friuli Venezia Giulia dalla nomina numero 1 della UIL nazionale per Pierpaolo Bombardieri. Il segretario regionale ha partecipato questa mattina a 13° ai lavori del congresso straordinario del sindacato generale. Al microfono di Isabella Gregorato ha parlato di Green Pass e lavoro. Questione Green Pass che è molto dibattuta in questo momento anche a livello politico. Il pensiero del sindacato. Che cosa dovrebbe fare a questo punto la politica? Ma noi abbiamo dall'inizio sostenuto che il vaccino fosse l'unico strumento per combattere la pandemia e quando è stato inserito il Green Pass abbiamo sostenuto che era una scelta corretta soprattutto per affrontare le grandi iniziative, le grandi manifestazioni. Rispetto alla incapacità della politica di decidere, perché spesso ci viene detto che noi abbiamo 4 settimane di tempo, noi abbiamo unitariamente scritto una lettera al Presidente del Consiglio nella quale abbiamo detto se ci sono queste condizioni di emergenza la politica e il governo devono assumersi la responsabilità di inserire l'obbligo vaccinale. Rispetto al Green Pass abbiamo detto utilizziamolo, continuiamo a sostenere che se questo è uno strumento per garantire la sicurezza sul lavoro in azienda e per spronare, per noi il tampone deve essere gratuito. In Friuli come si colloca dal punto di vista della situazione economica rispetto al territorio nazionale? Ma sicuramente il territorio ha, come tutto il resto del Paese, pagato il prezzo della crisi, la riduzione di posti di lavoro e ha la necessità, come noi proviamo a spiegare al governo, di ripartire anche se in condizioni diverse rispetto ad altre regioni, però utilizzando innanzitutto le tante risorse che arriveranno dal PNRR. Continuiamo a chiedere che ci siano scelte di politica industriale, di utilizzo e di messa a terra dei progetti che sono stati presentati dal governo e in questo territorio le grandi risorse, le tante aziende che ci sono meritano un'attenzione particolare per accelerare lo sviluppo e recuperare i posti di lavoro che si sono persi in questi mesi e guardare al futuro con più fiducia. Un 46enne residente a Udine è stato denunciato a piede libero per ricettazione perché trovato in possesso di una cucina del valore di 1.000 euro messa in vendita online da un 75enne di Chioggia. La figlia del friulano, una ragazza di 22 anni, si era fatta consegnare gli arredi dal pensionato senza mai pagarli. A identificare il 46enne sono stati i carabinieri di Udine. La cucina è stata sequestrata e sarà restituita al pensionato. Un camion che trasportava materiali metallici ha perso il carico questa mattina all'altezza della rotonda del Consorzio Agrario a Basigliano. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, la strada è rimasta parzialmente bloccata per permettere le operazioni di sgombero della carreggiata e ha creato code e rallentamenti. 9 migranti sono stati rintracciati dai carabinieri ieri a Udine, vicino alla ex caserma Cavarzerani, tra loro anche un minorenne. Sono tutti cittadini del Bangladesh accolti nell'hub di Via Cividale, avviati a triage e quarantena. Alcuni volantini distribuiti dal Comune di Povoleto che invitano la popolazione a eseguire i vaccini anti-Covid di prossimità sono stati imbrattati con svastiche appesi all'esterno del municipio. Lo denuncia il sindaco che condanna il gesto. Tutto pronto per i vaccini anti-Covid di prossimità nei comuni di Povoleto, Faedis e Attimis, dove le inoculazioni saranno eseguite da domani e poi per ogni venerdì dal 17 settembre. L'amministrazione comunale di Povoleto ne ha dato notizia ai concittadini attraverso alcuni volantini che però ieri, come riferisce il sindaco Giuliano Castenetto, sono stati ritrovati imbrattati appesi all'esterno del palazzo del municipio e dell'auditorium. Un gesto inqualificabile e gravissimo, dice il primo cittadino. Invitiamo tutta la comunità a eseguire il vaccino, a tutela di ognuno. Condanniamo l'azione di queste persone vili che si nascondono dietro l'anonimato. Abbiamo denunciato il fatto ai carabinieri.
Recente intervento di restauro per lo storico mulino di Chiese Coccel. La macchina fu trasportata 28 anni fa da Maiano a Fagagna e fa parte dell'esposizione dedicata alla vita contadina. Il mulino di Chiese Coccel nasce a Maiano a seguito del terremoto. L'edificio è stato distrutto, noi lo abbiamo recuperato e ricostruito a Fagagna. Non è stata una cosa semplice, perché trattandosi di una struttura in legno e riadattare strutture in legno non è facile, mentre il metallo si salde, si allunga, si accorcia, le cose in legno invece, ecco, quindi è stata un'operazione molto impegnativa e difficile e ci ha permesso appunto di ricostruire il vecchio mulino. Quando a Maiano l'edificio, ma diciamo che è morto anche il mulino, non aveva più la ragione di esserci più, dovevano fare anche una strada, allargare la strada. E allora sono venuti da noi a chiederci se volevamo, ecco, noi abbiamo incaricato al tempo, parlo di 30 anni fa, 28 anni fa, insomma più o meno 30 anni fa, c'erano ancora le strutture, le persone, per cui è stato facile appunto, ecco, smontarlo e rimontarlo qui. Non un'operazione facile, però è stato per noi abbastanza facile. Adesso viene utilizzato per le manifestazioni, per le dimostrazioni di come veniva macinato un tempo, il grano oppure altre granaglie. Viene usato prevalentemente per questo, come testimonianza anche con le scuole. Recentemente l'abbiamo anche restaurato, proprio perché c'era necessità di un restyling generale della struttura. Da un lato però non fa solo dimostrazione, ma è anche un mulino che macina. Premesso una cosa, che tutto a Chiese Coccel funziona. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.